Non conosciamo i termini del fenomeno perché spesso molti utenti che vengono anche truffati non denunciano la truffa, anche perché rivolgersi a un avvocato ha dei costi che potrebbero in qualche maniera consigliare l'utente a rinunciare. Quali possono essere i consigli? Innanzitutto mai aprire mail che provengono dalle o banche perché in genere hanno altri canali per comunicare, e poi diffidare sempre, perché anche attraverso la semplice comunicazione di un IBAN, attraverso una mail, si può cadere nella, possiamo dire, nella falsificazione del IBAN, del codice IBAN, e quindi indirizzare i pagamenti a soggetti beneficiari che non sono quelli a cui effettivamente è diretto il pagamento. Mi è capitato un caso di un man in the browser, cioè un mio assistito, il quale ha disposto un bonifico a favore di un suo fornitore, e il computer al quale era stato disposto il bonifico era stato infettato da un Trojan, un cavallo di Troia, un malware che ha cioè che ha recepito il numero di bonifico di IBAN scritto dal cliente, ma poi l'ha modificato indirizzandolo a un altro beneficiario. E questo è ancora in corso, insomma, speriamo di recuperare perlomeno le somme, anche perché non sono di poco conto.